Salve, tifosi del Napoli! Oggi abbiamo una notizia bomba da condividere con voi, qualcosa che lascerà tutti a bocca aperta. Prima di tutto, non dimenticate di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi al nostro canale di notizie, dove abbiamo appena rilasciato alcune informazioni esplosive. Aurelio De Laurentiis, presidente visionario del club, sta per rivoluzionare la nostra squadra per la prossima stagione. Dopo un'annata difficile al di sotto delle aspettative, ha deciso che è tempo di grandi cambiamenti. La Gazzetta dello Sport ha provato a dare un'occhiata alle mosse che De Laurentiis farà nel mercato estivo. La trasformazione degli azzurri inizierà con la cessione di Osimhen, il cui prezzo oscilla tra i 120 e i 130 milioni di euro. Questa cessione rappresenterà una parte importante della nostra strategia di trasferimenti estivi. Il club ha già individuato 7 nomi per aggiornare e rafforzare la rosa. In attacco abbiamo Zirk, ma solo se ci qualifichiamo, Sudakov e Ferguson. Infine, in difesa, Calafiori e Anco sono tra i più desiderati. Si tratta di una chiara dichiarazione di intenti, il Napoli è deciso a tornare più forte che mai. De Laurentiis sembra intenzionato a costruire una squadra in grado di competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. Ora, cara famiglia napoletana, vorremmo sapere cosa ne pensi di questa annunciata rivoluzione. Lasciate i vostri commenti qui sotto e non dimenticate di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro amato Napoli. Alla prossima! Forza Napoli sempre!